Ieri mattina presso la caserma Domenico Angelone della Polizia di Stato ad Agrigento è stata inaugurata la mostra archeologica Segreta Agrigento Radici d'Antico. L'evento rappresenta un'importante tappa nella valorizzazione del patrimonio culturale locale nell'ambito delle iniziative collegate ad Agrigento, capitale italiana della cultura, e finanziate dalla Regione Siciliana. Un lavoro realizzato grazie alla sinergia tra la Questura di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e la Direzione regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio. All'inaugurazione hanno partecipato il questore Tommaso Palumbo, l'architetto Roberto Ciarratta, direttore del Parco Valle dei Templi, e l'ingegnere Pietro Ciolino, responsabile dell'area patrimonio della Direzione regionale del Demanio. Presenti all'inaugurazione le autorità civili, religiose e militari del territorio. A benedire il taglio del nastro è stato il cappellano militare Don Maurizio Di Franco. La mostra Segreta Agrigento Radici d'Antico esplora un'area archeologica che rappresenta l'estensione del quartiere ellenistico romano di Acragas, databile tra il VI e il III secolo a.C. ed è custodita all'interno della caserma della Polizia di Stato. I rilievi e lo studio del materiale archeologico hanno condotto ad una mostra curata dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, e dal Parco Valle dei Templi. Al centro della riscoperta è la presenza di un sacello arcaico di grande rilevanza religiosa, con offerte votive, fra cui molte ceramiche provenienti da Atene e la celebre statua dell'Efebo di Agrigento. Dopo la distruzione cartaginese del 406 a.C., l'area vide la costruzione di nuovi edifici, tra cui una bottega destinata alla produzione del lichion, un collirio medicamentoso. Alcuni contenitori utilizzati per questo preparato sono esposti per la prima volta. Il titolo Segreta Agrigento Radici d'Antico evoca la tradizione erboristica di questi preparati e il legame con il giardino botanico, luogo della scoperta dell'Efebo di Agrigento.